Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 7 ottobre 2021. Coronavirus, partito anche in provincia di Belluno il progetto delle scuole Sentinella. Si tratta del monitoraggio sulla circolazione del virus negli istituti scolastici. L'iniziativa si svolge tramite una campagna programmata di test sugli alunni asintomatici. Ad aver aderito l'Istituto Comprensivo 2 di Belluno e l'Istituto Superiore di Feltre, che raggruppa Negrelli, Colotti e Rizzarda. Dopo i primi tamponi eseguiti in questi giorni al Colotti e a Rizzarda, non sono stati riscontrati positivi. Sono state invece multate 2 clienti di un locale feltrino trovate senza Green Pass dai carabinieri, sanzionato anche il gestore per la mancata verifica prevista dalla legge. 4 in totale gli esercizi pubblici sottoposti a verifica, oltre a 12 persone in un'attività di monitoraggio sul rispetto delle norme anti-Covid condotta martedì pomeriggio dai carabinieri del NAS. Avventrici e locale inadempiente sono stati multati con 400 euro ciascuno. Cambiamo argomento, lavoro. I sindacati chiedono un nuovo incontro al Mise per discutere della situazione ACC dopo che l'asta per la cessione dello stabilimento è andata deserta. Invoca l'apertura di un tavolo a Roma anche l'assessore regionale Elena Donazzan, che spiega: l'obiettivo è quello di valutare assieme quali iniziative mettere in atto alla luce degli esiti della gara. Il nodo più urgente, dopo l'assenza di offerte per l'acquisizione dello stabilimento zumellese, è quello del finanziamento promesso dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del decreto sostegni, finanziamento che tuttavia il Mise aveva legato all'entità delle offerte nella gara per la cessione. Ora l'eventuale vendita di ACC potrebbe passare per una trattativa privata con investitori condotta dal commissario Maurizio Castro. Non proseguire con l'accanimento terapeutico. Questo in sintesi il parere espresso dal Comitato Etico dell'USL 1 Dolomiti, chiamato a valutare il caso di Samantha D'Incala, trentenne feltrina, in stato vegetativo dal dicembre 2020. Per la donna, attualmente ricoverata a Cavarzano, i familiari chiedono l'accesso alla procedura di fine vita come da volontà della stessa Samantha, una volontà che tuttavia non è mai stata formalizzata, rendendo complicato il percorso. La valutazione del Comitato Etico è stata esposta ieri mattina in un'udienza tenutasi in tribunale. Spetterà al giudice tutelare la decisione se autorizzare l'amministratore di sostegno a continuare o meno i trattamenti che attualmente tengono artificialmente in vita la trentenne. È rinviato a giudizio un 67enne di Belluno accusato di peculato, rifiuto e omissione di atti d'ufficio, abuso d'ufficio e ricettazione. Secondo gli inquirenti avrebbe sottratto oltre 100.000 euro alla figlia non vedente, di cui era amministratore di sostegno. I fatti risalgono al periodo tra ottobre 2015 e giugno 2020. Per il PM l'uomo avrebbe girato dal conto corrente della figlia a un conto personale denaro poi utilizzato per la propria attività commerciale. Sbloccate le risorse del Fondo Letta a favore dei comuni veneti confinanti con il Friuli Venezia Giulia. Nel Bellunese sono 12 i territori beneficiari, tutti ammessi ai finanziamenti per un totale di 9.672.000 euro suddivisi tra Alpago, Chiesdalpago, Domegge di Cadore, Lorenzago, Ospitale, Perarolo, Pieve di Cadore, Santo Stefano, Soverzene, Tambre, Vigo di Cadore e Longarone, quest'ultimo con la fetta più consistente. Belluno si aprirà domani alle 17.30 l'edizione 2021 di Oltre le Vette, la rassegna culturale dedicata alla montagna. Inaugurazione a Palazzo Crepadona parallelamente all'apertura dell'esposizione Per grazia ricevuta, concorso d'arte per esorcizzare una pandemia, visitabile fino al 1 novembre a Palazzo Fulcis. Un'altra mostra dal titolo Donne di terre estreme, Women of the Outmost Land, sarà allestita in Piazza dei Martiri con fotografie e testi di Caterina Borgato. Alle 21 al Teatro Comunale sarà proiettato il film Fratelli si diventa, omaggio a Walter Bonatti, l'uomo del Monte Bianco, di Alessandro Filippini e Fedro Valla. La manifestazione proseguirà con numerosi appuntamenti fino al 17 di novembre. Passiamo allo sport, calcio a 5, Serie B, si apre sabato la stagione di Canottieri Belluno e Giorik Sedico, debutto di campionato in trasferta contro la neopromossa TM Gran Giorgione per la Canottieri, che dovrà fare a meno del capitano Moreno Riolon squalificato. Sedico in casa contro il Gifema Luparense.
Calcio, anche lo Schiara è tra le formazioni qualificate alla fase finale della Coppa Veneto di prima categoria. I gialloneri sono rientrati tra le 29 migliori seconde nei gironi, riuscendo a staccare il pass per i 32esimi, dove incontreranno un'altra bellunese, il Longarone Alpina. La sfida si disputerà mercoledì, così come quella tra San Stino e Alpago. Le altre gare in programma, scendendo in categoria. In seconda categoria sono Fregona, Fulgorfarra e Gemelle Arsier. Oggi il sorteggio per stabilire il campo di gioco. In terza categoria le semifinali di Coppa Dolomiti vedranno opporsi sabato 16 aprile Nogares Sois e Fortogna Valzoldana, partita di ritorno il 20 aprile. Concludiamo con le previsioni del tempo in provincia di Belluno per la giornata di domani, venerdì 8 ottobre. Al mattino copertura nuvolosa media e medio-alta stratiforme con tendenza graduale assottigliamento, prima di un miglioramento pomeridiano con ritorno del sole in un cielo sempre più sereno a partire dalle Dolomiti, cosa che si verificherà anche sulle prealpi in maniera più tardiva. Contesto termico sempre assai fresco per il periodo. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.